a dire chi ha visto. Allora, per cortesia, quando si parla di sensazionalismo, di scoop, per cortesia, si ragioni con il cervello. Allora, in buona sostanza, io mi misi in contatto con il Gazzettino di Udine e il Messaggero Veneto di Udine e con l'ANSA di Trieste. L'ANSA di Trieste, che voi sapete molto bene, l'Agenzia Nazionale di Stampa, per fortuna che esiste internet, non diede alcun seguito alla questione, alla faccenda, alla vicenda, nonostante io avessi fornito all'ANSA, come il Gazzettino e come il Messaggero, il numero telefonico del ragazzo, mentre i due quotidiani che vi ho menzionato hanno telefonato prontamente al ragazzo. Per fortuna che anche il Gazzettino, tra l'altro, ha messo la notizia in cronaca nazionale. Qualcuno mi rimprovera che io ho comunicato senza fare l'indagine, balle spaziali, in quanto io dissi a Leonard: vengo da te Leonard, e lui mi rispose: no, vado dalla ragazza che abita a Rocchi dei Legionari, ci vediamo nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio io e Sabino Sgambato, un mio validissimo collaboratore investigativo, siamo andati da Leonard. Ho espletato completamente l'indagine secondo la mia metodologia, ovviamente registrandola, facendo fare degli schizzi a Leonard. Cosa ne è emerso? Ne è emerso il racconto che adesso vi dico. Leonard Andrea stava rientrando alle 23:20 circa da Palmanova, dove fra l'altro io insegno, e lì ho la cattedra delle materie che tu mi hai detto prima, ecco, e rientrava da Palmanova dalla ragazza. Premetto subito, se qualcuno pensa che Leonard beva, no, è perfettamente astemio e non si droga, punto esclamativo, 1 miliardo di volte ve lo ripeto. Quindi non l'abbiamo mai detto, forse dico, non l'abbiamo mai detto. No, ma se qualcuno che sta ascoltando pensa che il ragazzo beva, guarda, curiosità delle curiosità, è perfettamente astemio. Allora, rientra dalla ragazza, sono le 23:20, arriva in prossimità di quella rotondona che la chiamiamo noi, di Mortegliano, e vede delle macchine ferme, spente, su un lato della carreggiata. E lui, poi, spinto dalla curiosità, chiamatela, cioè, da una sua curiosità. Siamo per natura noi italiani molto curiosi, effettivamente. Vabbè, non tutti, ma la maggioranza, magari, spero che la maggioranza sia curiosa. Ad un certo punto, allora, ferma la macchina, scende, e cosa vede? Ecco, signori, io non sono Leonard, voi non siete Leonard. Io vorrei, con gli occhi di Leonard, vedere la scena che ha visto. Ha visto un qualcosa che pochi attimi prima apparteneva al mondo della fantascienza. Vede una creatura, un essere, che rapportato alla sua altezza era non meno di 4 metri, estremamente magro, con una testa a forma di pallone da rugby e con braccia molto lunghe e che aveva un certo modo di camminare.